Buongiorno, sono Federica Bosello, sono responsabile promozione, comunicazione e rapporti istituzionali dell'Autorità di Sistema Portuale che gestisce i porti di Venezia e Chioggia. Siamo un ente pubblico, da tempo siamo impegnati nello sviluppo della portualità, ma con un occhio di attenzione sempre all'ambiente. E devo dire che siamo stati i primi in Italia a avere un dipartimento dedicato alla tutela ambientale, sia dal punto di vista delle bonifiche, diciamo dei terreni, delle acque, e quindi siamo sempre stati molto attenti a tutto quello che riguarda il territorio. Lo sviluppo del porto non può non essere sempre di pari passo con quello del territorio delle città e delle comunità locali, ed è per questo che abbiamo subito aderito a questa proposta, diciamo, di Wow Nature da parte di Etifor, split-off dell'Università di Padova, di riforestare Lio Piccolo, una realtà meravigliosa all'interno della laguna veneziana. Quindi con un trofeo dei porti del Veneto, un momento in cui la comunità portuale corre per il territorio, la Venice Marathon, l'anno scorso abbiamo deciso di dedicare il premio a quest'area meravigliosa. Quindi il porto ha corso per la città, per il territorio, e questa volta ha deciso di farlo per alimentare la biodiversità attraverso la piantumazione di alberi che abbiamo oggi concluso con la nostra comunità portuale a fianco. Grazie allora per questa opportunità e continuate a seguirci per il racconto di come questi piccoli alberi cresceranno con noi. Grazie. Sono Francesco De Angeli e in qualità di rappresentante di Euroports e vincitore del Trofeo dei Porti volevo ringraziare l'Autorità di Sistema Portuale, Wow Nature e Etifor per questa splendida possibilità che è quella di riforestare una zona come quella di Lio Piccolo. Un progetto che si sposa perfettamente con i valori di Euroports, che da sempre lavora col mare, ma anche con delle iniziative come questa dimostra di avere i piedi ben saldi per terra.